Rieccoci amici ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. C'è qui la signora Cecilia di San Zeno, vero? Di San Zeno. Giovanissima, a spasso. Lo sanno i suoi genitori che lei è a spasso da sola oggi? Certo, certo. Allora signora Cecilia, proviamo a leggere questo. Te tre per amici a snack a pensare. Questo è facile. Che significato può avere secondo Con più amici a mangiare che a pensare. È una cosa che riguarda anche lei, signora Cecilia? No, Le sue sono amici. preferisco pensare. Bene, e gli amici ci sono? Gli amici non a mangiare. Beh, allora se ce li ha è fortunata. Quanti amici ha, signora Cecilia? Pochi ma buoni. Però ogni tanto anche a pranzo, a cena li inviterà. Non sono tanto. Andiamo a prendere la pizza, dai, la mangiamo a casa sua. Va bene, voi non prendete nulla, rimanete qui con noi, qui a Centro Anch'io, tra pochissimo iniziamo. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Amici, ben ritrovati quindi dopo la nostra simpatica anteprima. Vi presentiamo oggi un calice di manifattura muranese, guardate che straordinario. L'opera di oggi, prodotta da una bottega muranese sul finire del Cinquecento, è un calice a coppa allargata e ad alto stelo, di un tipo molto in voga all'epoca. È realizzato con una tecnica molto rara che gli attribuisce un particolare pregio. La lavorazione a filigrana con l'inclusione di canne vitree opache entro una massa trasparente fonde infatti il motivo a retortoli con due o più canne intrecciate fra loro, con quello a reticello, in cui due canne colorate si incrociano imprigionando nelle intersezioni una piccola bolla d'aria che conferisce all'insieme notevole trasparenza e leggerezza. Si tratta di una produzione tipica muranese che nel secondo Cinquecento riscosse particolare fortuna nelle corti italiane ed europee. Allora, è vero o non è vero quello che dicevamo poco fa in anteprima? Tatro è per amici a disnà che a pensà. Significa che trovi più amici a mangiare che quando c'è da pensare o da fare qualcosa di intellettuale, insomma. È vero o no? Succede anche a te? A volte sì, cioè. Ma i tuoi amici sono intellettuali? No, non molto. Cioè, alcuni, però. Anita ha gli amici intellettuali, lui? No, È lei l'intellettuale. Sì, è lei l'intellettuale. Angela di Pisa a Brescia, cioè di Pisa, non il cognome, è da Pisa. sì, da Pisa, Fa una pisana a Brescia. siamo venuti a visitare la città con mio figlio e la sua ragazza americana perché mio marito è bresciano. Hai capito il figliolo che si è sistemato con la maracà? Angela, ma sti livornesi. Non mi faccia dir male dei livornesi, i pisani sono meglio, Ma diciamo. stiamo a Brescia, possiamo sbilanciarci, quelli mica sentono. No, lasciamo perdere i livornesi, parliamo dei bresciani. Parliamo in bresciano. Ta tre per amici a disnà che a pensare non è fa. Ah, ma come allora è facile? Mia suocera mi ha sempre fatto lezioni di bresciano, E quindi allora Angela, più amici a cena che a pensare. vero o no? A pensare? No, a cena mangiare. No, è il disnà, tre per A amici. cena che a pensare. Che significa trovi più amici? Ah, Quando c'è? una situazione di convivialità che non una situazione razionale no. Questo solo a Pisa, qui a Brescia, siamo tutti molto più intellettuali, Angela? Te trovi più amici a disnà che a pensare, caro Michele, cioè? Trovi più amici a cenare? No, sì, a cenare che a pensare. Tu hai un po' di amicizie, Michele? Certo. Come sono le tue amicizie? Colte, intellettuali o di quelli... Amicizie vere, dai. Amicizie vere, bravo. E dove l'hai conosciuta? A tavola o quando, che ne so, ad esempio nel fare i compiti, no? Lavori impegnativi con la testa, no? Dove li frequenti di più questi amici? A tavola spesso, dai. A tavola spesso. Daniele e Linda, beccati un attimo, però facciamo una cosa veloce, Vediamo se Daniele dice che non conosce bene il dialetto. Ti aiutiamo, non aver paura. Prova a leggere qui. Te troet pe amici. A disnà che a pensare. Riesci a tradurlo? Penso di sì. Trovi più amici a mangiare che a pensare. Poi non conosce il dialetto, ma va... È vero che si trovano più amici a mangiare che a pensare? Beh, a cena nessuno la rifiuta, quindi penso di sì. Come sono le amicizie di Daniele? Ha già detto tutto con quello sguardo, guarda. Affamate.
T'attrove più amici a disna che a pensare. Questa spiegazione è facile, la traduzione è elementare. Trovi più amici, fai più tante amicizie a pranzo, a cena, a tavola, piuttosto che a pensare. Ovvero, insomma, tante volte i veri amici sono quelli che si scoprono nei momenti più di difficoltà, più impegnativi, e non soltanto quando c'è da far andare la bocca. Grazie amici, appuntamento alla prossima. Arrivederci.